inizierei con l'attestato d'onore Entel 2025 al merito artistico e culturale. Il sottoscritto architetto Alessandro Casareto, presidente regionale Entel Liguria, sentiti la responsabile conferimenti e promotrice Conegliano Calamaro dell'attestato Anna Maria Campello, il presidente internazionale Associazione Liguri nel Mondo, ingegner Mario Merini, la presidente CIF comunale, dottoressa Laura Casanovi Rixi, e ricevuto l'esito di consultazione dalla commissione Entel, composta da Franco Astuti, ingegnere presidente settoriale Entel allo spettacolo, Eliano Calamaro, musicista, Anna Maria Campello, promotrice culturale, Modestina Caputo, psicologa, Roby Carletta, attore e autore, Andrei Dandalmazio, editore, Paolo Falabrino, architetto, Ugo Garuffi, operatore marittimo, Ruggero Licata Caruso, musicista, Mario Menini, ingegnere, Cristina Montepilli, la sottoscritta, editrice, presidente settoriale Entel all'informazione, Matteo Ottonello, architetto, musicista e pittore, Alessandra Rocci, letterata, e Lucia Vita, attrice. Bene, decreta il conferimento dell'attestato d'onore a Nevio Zanardi, violoncellista, direttore d'orchestra, docente, divulgatore musicale, pittore ed incisore. Grazie. A tal fine si riportano le motivazioni adottate dalla Commissione. Nato a Genova nel 1938, Nevio Zanardi studia violoncello sotto la guida del maestro Giorgio Lippi al Conservatorio Niccolò Paganini di Genova, dove approfondisce gli studi di composizione. Studia direzione d'orchestra presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Nel 1992 e fino al 2009 gli sarà affidato dal maestro Angelo Guaragna, direttore del Conservatorio Niccolò Paganini, l'incarico di direttore dell'orchestra giovanile Under 15. Nel 1965 vince il concorso di violoncellista nell'Orchestra Sinfonica del Teatro Comunale di Bologna. Nel 1966 il concorso nell'Orchestra Sinfonica del Teatro Carlo Felice di Genova e nel 1967 il concorso di secondo violoncello nella stessa orchestra. Nevio Zanardi, sempre per concorso, ha insegnato violoncello nei conservatori Tartini di Trieste, Nicolini di Piacenza e Paganini di Genova. In quest'ultimo fonda una scuola di violoncello di riconosciuta fama anche all'estero. Dopo queste esperienze didattiche dimostra le sue profonde capacità organizzative, promuovendo tra il 1974 e il 2021 alcuni importanti sodalizi: il gruppo cameristico genovese e i cameristi, i giovani solisti e l'orchestra d'archi San Giorgio. Dal 2009 al 2012 ha diretto l'Accademia Musicale Neil di Genova, insegnando violoncello e musica da camera. Accanto alla professione musicale, Nevio Zanardi svolge attività di pittore e incisore, formandosi con i maestri Giuseppe Cardillo e Angelo Olivieri, e all'Accademia Ligustica con Edoardo Alfieri, Luigi Sirotti, Carla Mazzarello, Nicola Otria, affinando il rapporto tra linguaggio musicale e linguaggio visivo. Genova si onora di aver dato i natali al maestro Nevio Zanardi. L'attestato d'onore Entel 2025 vuole testimoniare la gratitudine della Liguria per la costante operatività nei diversi percorsi intrapresi dal maestro, per le preziose azioni in campo didattico e per l'originale contributo nelle relazioni tra musica e arti visive.
Sì, adesso facciamo la foto in favore di camera e in omaggio la poetessa ambasciatrice di Genova ha preparato una poesia in onore e in omaggio a Nevio Zanardi. Prego. Spero di non commuovervi perché lo conosco da una vita e ho sempre avuto grandissima ammirazione per il grande Nevio Zanardi. Artista a tutto tondo, di multiforme ingegno e molteplici interessi, il grande poliedrico Nevio Zanardi, violoncellista eccelso, fa vibrare sentimenti, creando pathos speciali, suscitando emozioni, ascoltandolo suonare, musicista, compositore, direttore, fondatore di orchestre, magnifico, sensibile, paziente insegnante di giovani allievi, direttore artistico del Gotha genovese, di immensa fama e prestigio, qual è il Conservatorio Niccolò Paganini. Non vi sono limiti e frontiere al suo estro creativo che si allaccia instancabile con nodi di infinito amore al mondo artistico-culturale. Valente incisore, pittore, fra sublime musica trasformandola in magici quadri, dal linguaggio musicale in simbiosi col visivo. Nevio Zanardi abbraccia l'arte e si eleva sempre più in alto come un poetico aquilone che vuol raggiungere e carezzare i colori dell'arcobaleno. Caro Zanardi, se vuoi dire due parole. Innanzitutto grazie per questo ambito riconoscimento e vi devo dire la verità, lavorare per tanti anni in silenzio in favore della nostra amata città, della nostra Liguria, in silenzio, però creando discepoli per far rivivere la bellezza, l'umanità, perché arte è umanità. E poi vedere improvvisamente ricevere un riconoscimento tanto ambito mi ha meravigliato. Dico, ma io ho sempre lavorato tranquillo, in silenzio, senza ambire a riconoscimenti, a titoli. Quelli che sono arrivati sono sempre stati sorprese. Ma questo devo dire che dalla mia Genova, da questa associazione veramente di grande valore, che ha dato tanti riconoscimenti a persone di valore, mi ha commosso, profondamente commosso e meravigliato. Io ringrazio tutto il Presidente, ringrazio tutta la Commissione e ringrazio di aver scelto questo povero Cristo che fa quello che può, che ha sempre fatto quello che ha potuto. Grazie. Grazie al maestro Nevio Zanardi, ancora complimenti, grazie di cuore, anche a Anna Maria Campello per la sua commovente poesia, significativo momento.